Un evento giunto alla sesta appuntamento per ricordare il sommo Dante, una manifestazione che vedrà la conclusione prossimamente. Sì, oggi è un altro incontro di quelli programmati insieme col Comune di Agrigento, con l'Empedocle Consorzio Universitario, col Museo Diocesano, con la casa editrice Medinova, con l'Accademia Teatrale di Sicilia, l'Associazione Il Cerchio, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Questo incontro è la prima volta che lo facciamo in presenza e quindi abbiamo grandissimi risorse del nostro territorio che stanno volontariamente dando il loro contributo per organizzare questa giornata. Evidentemente è offerto al territorio tutto. 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta rappresenta un avvenimento particolare in tutto il mondo e in particolare anche ad Agrigento. L'evento conclusivo quando si svolgerà? Più che evento conclusivo noi termineremo a dicembre i vari incontri, semplicemente che il 14 settembre, la data in cui è morto Dante Alighieri, sarà una giornata particolare con avvenimenti vari, anche perché si concludono tutti i concorsi che sono stati messi in programma. Oggi abbiamo collegato Dante a Pirandello, proprio per questo siamo anche al Caos in questo splendido luogo, perché proprio sarà il relatore Enzo Alessi a indicare quei tratti di Dante che sono riscontrabili anche nell'opera di Pirandello. Quanto è attuale la figura di Dante oggi? Sì, diciamo che proprio per quanto riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto della vita di tutti noi nella nostra quotidianità, molte affermazioni di Dante sono ancora attuali e applicabili nella vita nostra quotidiana. Un evento importante oggi qui al Caos di Pirandello per creare un legame tra la figura storica di Dante e quella di Luigi Pirandello. Ecco, tu sarai il protagonista di questa manifestazione, uno dei tanti protagonisti. Sì, uno dei tanti protagonisti. Ringrazio la Dante Alighieri per avermi invitato a questa manifestazione nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Enza Ierna, instancabile, ha organizzato un anno addirittura di eventi e oggi è il primo in presenza, quindi è un evento nell'evento. Cercherò di deliziare il pubblico con un mio testo dedicato a Dante Alighieri, con un collegamento particolare a Luigi Pirandello. In un certo modo gli farò conoscere a Dante Alighieri Luigi Pirandello. Lo conoscerà a 700 anni dalla morte? Non lo sappiamo, lo saprà il pubblico presente. È un testo che ho scritto dopo aver visto una statua, il doppio della mia altezza, in un museo di Parigi tanti e tanti anni fa, e man mano l'ho aggiornato fino ad oggi. E parlerò anche del Covid, parlerò anche dei vaccini, perché Dante è interessato e Dante è pure arrabbiato perché, essendo statua, l'ago gli si rompe. Tu sei anche uno scrittore, cosa c'è in cantiere? Beh, cosa c'è in cantiere? Ho preso in questi giorni un vecchio testo che a causa della pandemia non ho potuto pubblicare, però l'ho ripreso, lo sto, come si suol dire tecnicamente, riscrivendo. È un'altra opera umoristica ambientata in un ufficio anagrafe. C'è un cittadino che si ritrova due impiegate e che gli fanno dannare l'anima, giusto per completare il riferimento a Dante Alighieri.